Dicevo, c'era chiesto che a proposito di carnevale, insomma, era uno che sapeva vestire da carnevale, non essendosi mai vestito di carnevale, va in questo negozio dove affittavano costumi da carnevale, costumi, maschere, entra in questo negozio, era un po' strano, un poco particolare, c'era questa voce un poco come quando uno è toccato da rannola, vai, no, vabbè, voce... dai, vabbè, per cortesia. Vabbè, per dire un po' che effeminato, era un po' no? effeminato. Per cui insomma, buongiorno, senta, questa voce un po' così. Buongiorno, senta, scusi, chi è che ha affittato vestito da carnevale? Allora c'era Chiedo che era uno invece un po' più impostato, tipo l'assessore, no? Richiesta la voce calda, perché lei ha una cassa di risonanza più particolare, ampia, e quindi la voce ne esce più. Allora Chiedo, il venditore, in contrapposizione a questa voce, sì, qua è il posto dove... Questo sembra un altro assessore, per la verità. Ma l'assessore su tutta causa così, no, in provincia di Catania. Catania. Ce n'è uno per ogni giorno, giusto? Sì, e automaticamente qua è il posto, diciamo, dove o bene affittiamo i vestiti di carnevale. Sento, sai, io volessi bello vestito, siccome non mi hai vestito mai, perché mi pare tutte minchiate queste cose di vestiti, cose, non mi hai vestito mai, è bella la festa, io ce vai, però non mi hai vestito, cioè, vorrei un vestito, una cosa bella, classe, perché mi fici zitto, non si sa, per poi come, mi fici zitto e niente, vorresti andare in questa festa, vai, vorresti dire, dai, lei che cosa mi consiglia? Ma ci guardi, un vestito bello di kid classici, uno che si usa sempre, che non ha passato mai di moda, io ci consigliassi Zoro con una R sola, a Catania con una R, Zoro. Zoro mi piace, belli, ma che glielo comandella, la maschera, il cappello, la spada, sì, vabbè, magari una bella Z andò petto, una bella Z andò a fronte, bello, io proprio sarà a fenomeno. Buono, poi, e quando viene? Ma ci guardi, per una sera, diciamo, 200 euro. Inghone? 200 euro? Scusa, non è minetta, un poco pesante, va, 200 euro per una sera, a me vestito mai, io... Senta, scusa, ma se ce l'avamo sto mandello, cosa pone a mezza la fuori, due mandello, dovevano pigliare, un pince, fai? Ce l'avamo mandello che fa uno scondicino, non si può dire? Ma guarda, veramente non si potesse fare, però... Vabbè, se lei vuole, ce l'avamo mandello, 150 euro lo possiamo fare. Vabbè, ma sembra assai, che picca 150 euro, cambotta 100.000 lire quasi, non è che... Senta, ma se ce l'avamo sto cappello, cosa uno usura, a mezza fuori, due cappello, tu con la sorora, ce l'avamo cappello, che fa, non me ne più picca? Vabbè, ce l'avamo cappello, avanti, ci posso fare 100 euro. Vabbè, ma 100 euro ci pare picca a lei, scusa, per lei che all'ave ci pare una picca, non è che io ho una budda a mano e picchia 100 euro, scusi. Senta, ma non possiamo fare niente, che se ce l'avamo a spada, cosa può che la spada a mezza fuori, a misca truppe, che ci sono piccerite, ci scippano che è piccerito, è pericolosa la spada, ce l'avamo, che faccio? 50 euro? Insomma, 50 euro al limite, avanti, 50. Se ma sapete, pensandoci buono, io volevo spendere più picca. Io giustamente tarava per il suo. Certo. Senta, scusa, lei quando vuole spendere? Ma lo sai, io... Ma trovo che sai, c'è 10 euro, secchietto. Quanto? 10 euro. Boris, si può fare qualche cosa? Certamente, come si può fare? Che fa scherzo? Lei esce da qua, va a Canfacci, che c'è una genere alimentare, una micciera, e si compra un bello barattolo di marmellata, bello rosso, e che gusto lei ha cattato? No, sai, come vuole lei, a bocca, ciliegia, non c'è problema. Si accatta bello barattolo di marmellata e manichi scopa, e poi torna che c'era quel caffè. Effettivamente questo ne esce, va di fronte, c'era questa micciera, entra, si accatta sta cosa, ne esce, che cazzo, io tornai, tu sai, spenni 9,90 euro. Ha visto? Ce l'avevo detto io. Avanti, ora lei va a casa, e che fare? Lei si spoglia tutto nudo, piglia sta marmellata e sta spamma bella, d'un godo, tutta pare. Tutta pare, nudo? Tutta pare, bella, la marmellata in tutto il corpo, mi raccomando, ci ho capito, io manichi scopa. Un manichi scopa si mette un zappelei. Scusi, era così che sognava stato? Del lecca a lecca. Giuseppe Castiglia.